Dunque, questa mattina a Venezia c'è stata una direttissima che ha fatto un processo a un cittadino marocchino che sabato scorso si era introdotto nell'abitazione o nella parrocchia, nella sacrestia, non sappiamo bene dove, comunque di uno dei parroci di una delle frazioni di Cavarzere, non abbiamo ancora ben capito quale, esclusa quella di Cavarzere Centro, perché appunto ci siamo contattati col parroco, ha detto che lui non è coinvolto in questa vicenda, forse è il parroco di San Giuseppe di Cavarzere, ma non abbiamo avuto modo di avere conferma. Comunque sicuramente questo cittadino marocchino si è introdotto, ha rubato, poi in preda all'alcol, stupefacenti, al momento non sappiamo dire cosa, ma comunque lo hanno trovato i carabinieri all'interno della macchina di questo parroco. Quindi è stato arrestato, ma da quel che sappiamo è in ospedale tuttora per crisi di astinenza probabilmente non da alcol, e c'è stata la direttissima questa mattina a Venezia. Gli avvocati hanno chiesto il termine di difesa e quindi il processo verrà celebrato a ottobre del 2025. Nel frattempo ha il divieto di rimanere nel Veneto e vedremo come andrà a finire, perché sapete che abbiamo qua Spadoni, che è quello che ha preso a forchettate e per poco lo faceva morire, il poliziotto qua ancora molti mesi fa. È stato condannato allo stesso non stare nel Veneto, ma ogni tanto lo incontriamo, ci dicono che occupa anche i bagni, quelli di Sant'Andrea, e che è ritornato a occuparli. Quindi su questi divieti diciamo, questi cosiddetti DASPO, sinceramente, con tutto il rispetto della magistratura che fa il suo lavoro e applica le leggi che ci sono, non è colpa dei magistrati, non lo dico per piaggeria verso i magistrati, ma la situazione è questa, e quindi questa è la situazione. Quindi questo ha fatto quello che ha fatto, processo per direttissima, adesso credo che sia ancora in ospedale e ha il divieto di rimanere nel Veneto. Non diciamo altro. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.